La prima fu la Serenissima, la seconda venne con Daniele Manin, la terza Repubblica Veneta è questa, Spresiano sede l'Ife. Con la trasformazione da Assemblea a Parlamento, da questa domenica il popolo veneto ha la sua nuova Camera dei Deputati, non onorevoli, come si usa dalle parti di Montecitorio, bensì appunto Serenissimi, titolo concesso a 46 patrioti, tanti quanti i venetisti che, forti ciascuno della delega di 20 cittadini veneti, sono rappresentativi di 6 province, o come dicono qui, stati: Treviso, Venezia, Vicenza, Padova e Verona. Mancano, almeno per ora, Belluno e Rovigo, ma c'è Brescia, perché l'idea geografica corrisponde grossomodo al Lombardo-Veneto, quando la politica, sottolineano, non era spreco. Come nel Maggior Consiglio di allora, i parlamentari non sono remunerati, lo fanno per dovere civico. Nessuna illegalità, assicura il Serenissimo Principe. No, il principio di autodeterminazione dei popoli non dice assolutamente questo. A questo punto mi posso dire se illegale è lo Stato italiano. Presente alla prima seduta anche Rufus, il cane della Polizia Veneta, iniziativa a quanto pare tutt'altro che archiviata nonostante l'inchiesta della Procura. È un progetto quello della Polizia Nazionale Veneta, comunque sotto l'egida del Movimento di Liberazione Nazionale, e appena arriverà da noi riapriremo l'arruolamento per i nuovi aderenti della Polizia Nazionale Veneta.